Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Buona Befana a tutti, è arrivata la Befana, state mangiando cioccolata. Comunque, non mangiate troppo perché poi il dentista, hai capito? Vabbè, questi poi sono problemi dei vostri genitori. Io ci sono passato, vedo col dentista, sono tanti soldi. Comunque, tralasciando queste cavolate. Signori, vigilia di Torino-Napoli, conferenza stampa di Walter Marzarri. Allora, non c'è stata la conferenza stampa video e io queste cose non le sopporto perché se tu inizi a fare le conferenze stampe live su YouTube e poi non le posti più, ecco, questa è una cosa che a me non piace. Ecco, stavamo facendo veramente bene, ho fatto delle conferenze stampe video che si potevano vedere e questa è una cosa che a me mi dispiace veramente tanto. Allora, partiamo subito. La conferenza stampa è durata circa 20 minuti. E ragazzi, andiamo ad analizzare, andiamo a sentire le parole di Master Mazzarri. Cosa voglio dal 2024? Invertire la rotta il prima possibile dal punto di vista dei risultati, anche con Monza buonissima prestazione, ma solo un punto. E anche qui ha ragione, ragazzi, perché il Napoli sta giocando bene. Ultimamente sta facendo veramente di tutto per provare a portare a casa i 3 punti, ma non ci riesce. Ora, domani ci aspetta una partita molto complicata e sinceramente io ho paura del Torino. Poi in casa del Torino il Napoli è in crisi di risultati. Ecco, il Torino secondo me ci può fare un ulteriore scherzetto. Da non sottovalutare che il Bologna ieri sera ha pareggiato 1-1, addirittura stava perdendo 1-0, l'ha recuperata al 93esimo. Quindi ecco, potremmo avvicinarci ancora di più al Bologna. Quindi occhio veramente. Mazzocchi, uomo giusto, ragazzo eccezionale. Non lo conoscevo, motivatissimo, ha una voglia di spaccare il mondo ed è la cosa migliore. I nuovi devono dare carica a chi sta qui da più tempo. Mi piace anche tecnicamente a questi livelli. Di Lorenzo non aveva il sostituto, ma lui è un jolly su più ruoli. Ragazzi, occhio, perché se Mazzocchi è in forma, Di Lorenzo deve dare il 100%. Sai, prima c'era Zanoli, diceva, sta Zanoli, che me ne fotte, pure se gioco male. Ragazzi, ora con Mazzocchi, occhio, Di Lorenzo inizia a ritornare quello della passata stagione e ti faccio vedere come giochi sempre. Occhio, perché molti danno di sicuro Di Lorenzo sarà sempre titolare. Occhio. Dopo Bergamo sempre stati in emergenza, speravo che il 2024 iniziasse meglio. Domani tante assenze che mi preoccupano. Parlerò con Juan Jesus per capire se sarà disponibile domani, mentre Gaetano proverà oggi. Difesa a 5, non so dove abbiano fatto questa domanda, difesa a 5. Non sono tanto d'accordo, abbiamo chiuso col Monza facendo il 4-2-4. Oggi non volevo parlare a causa della squalifica, ma era necessario farlo. Abbiamo giocato molto bene con i Brianzoli, abbiamo fatto un grosso sforzo per vincerla come ai tempi di Cavani, Ravezzi e gli altri. Spero di continuare a giocare così e a creare lo stesso numero di occasioni, poi fioccheranno i gol. Ecco, questa cosa della difesa a 5, ragazzi, ma io sinceramente, il Napoli di Mazzarri con la difesa a 5 non me lo ricordo proprio. Cioè, come fai? Poi ti mancano i giocatori, come fai a fare una difesa a 5? E questo io non riesco a concepire. Come fai a fare una difesa a 5? Lui ha detto bene, sul finale col Monza abbiamo fatto il 4-2-4 per provare a vincerla la partita, ma non ci siamo riusciti. Mazzarri, mai giocato a 5 in difesa, ma in qualunque fase di qualsiasi partita, mai sono disposto a mostrarvelo in video, mai. E ragazzi, c'ha ragione, il Napoli con la difesa a 5 io non l'ho mai visto. A parte Garcia quando addirittura Braga con la difesa a 6, rendiamoci conto, con la visuale dall'alto si vedeva bene, la linea a 6 davanti a Meretta era... Mamma mia. Mazzarri, Torino signora squadra, gioca simile al Monza. Simeone è un grande giocatore, ha caratteristiche diverse da Raspadori che gioca di manovra. Se voglio attaccare la profondità parte l'argentino. Ho l'imbarazzo della scelta. E anche qui ha ragione ragazzi, Simeone che è scontento. Ma in questo periodo che ci mancherà Osimhen, io spero meno di un mese, Victor. Spero che esci subito ai gironi con la Nigeria. Impossibile perché la Nigeria c'è uno squadrone. Però ecco, sono sincero, Simeone merita più spazio, anche se Raspadori ce l'ha al fantacalcio, ma Simeone secondo me merita molto più spazio. Mazzarri, mai guardato media punti, né quando ho fatto meglio né quando ho fatto peggio. Io devo lavorare sulla prestazione. Ci manca la finalizzazione. Arriva col Monza, ma sono mancati i gol. Mancano 7-8 titolari, non dobbiamo essere pignoli. E anche qui è vero, mancano 7-8 titolari, mancherà Anghissà, Osimhen, Nathan, che lui lo reputa un titolare.
Ragazzi, calciomercato per ora non ne sta parlando. Simeone è sempre motivato, si vede che è figlio di un allenatore, sa fare spogliatoio e non fa capire il suo disappunto quando non gioca, ha sempre il sorriso sulle labbra. Ci ho parlato martedì per capire se fosse arrabbiato per i 5 minuti col Monza, è sereno e sorridente. Walter, però tu capisci a me, per un attaccante giocare 5 minuti, ma questo Cristo di ragazzo cosa può fare in 5 minuti? Cioè con il Real Madrid ha pure segnato. Quindi Wagyu, dai, serve motivazione, bisogna motivare questo ragazzo. Io spero che domani segni Simeone, sono sincero. Varra, brutto vedere che nonostante la tecnologia si concedano falli a palla lontana. Kvara è una vittima che subisce in continuazione ed appena alza la voce viene ammonito. E anche questo è vero, Wagyu, questo è verissimo. Non guardo più le altre partite, seguo solo le avversarie probabilmente, è così con tutti i campioni, ma mi sembra essere tornati ai tempi miei, quando si dava una gomitata a inizio partita all'avversario per farlo intimidire. Sul fallo clamoroso a Mario Rui sono stato squalificato. Poi Quare è stato ammonito, sono stati 5 minuti che definirei strani, anche Osimhen subisce molto. Politano ha chance di recuperare, Gaetano porterà oggi due giorni di stop, Caiusto e Lobotka stanno bene, Demme credo di recuperarlo, a centrocampo ho provato ragazzi che fanno altri ruoli perché siamo contati. Cambiare modulo, un Linstorm a centrocampo secondo me, caro Walter, dal lato Mario Rui, Linstorm, Kvara, io la butto lì, Zelischi e Anghissà, Mazzarri, non sono d'accordo se dite che le mezzali non si inseriscono, al massimo non segnano, in attacco sceglierò in base all'avversario, conterà molto se marcheranno a uomo o a zona, lo ribadisco, vi giuro che reputo Simeone e Raspadori forti. Napoli la considero casa mia, non sono riuscito ancora a fare quanto fatto anni fa e con questo mi fa star male, mi sento in debito con i napoletani che mi amano, faccio di tutto per farlo capire ai miei ragazzi. Così termina la conferenza stampa di Walter Mazzarri, ragazzi. 20 minuti di conferenza stampa racchiusi in poco più di 7 minuti. E Wagyu, che dire, come già ribadito, lui sa che Simeone deve giocare, sa che Raspadori serve per un determinato modulo, ragazzi, se viene in conto, se devi attaccare la profondità, se devi spizzare le palle. Quindi ragazzi, è da vedere, ha ragione, mancano titolari, mancano tanti giocatori, però Wagyu, tu la squadra ce l'hai, amico mio. C'hai Caiusto. Non mettere Gaetano, metti Caiuste nel finale con il Monza. Forse Caiuste te la sbloccava la partita. Non lo so, non lo so, ecco. Fatto sta che io secondo me a questo punto andrei in campo in questo modo. Meret non gioca, giocherà Gollini. Scusate, Meret è infortunato, un mese e mezzo, salta su pure la Supercoppa. Gollini, Mario Rui, poi metterei a questo punto Oscar Rachmani, se Juan Jesus non ce la fa, Di Lorenzo. A centrocampo Zielinski, Lobotka e Lindstorm. Io proverei Lindstorm a centrocampo, però dalla parte di Zielinski, quindi dalla parte sinistra. Attacco Kvara, Simeone e Politano. Se Politano riesce a recuperare, bisogna vedere. Ha detto che ha recuperato, quindi non avrà i 90 minuti forse, aveva l'affaticamento muscolare. Però io me ne andrei a giocare così con il Torino. Ci sta che provi anche Zelinski, Caiusto e Lobotka, ci sta questa scelta tattica da parte di Mazzarri. Noi aspettiamo domani, questa sera alle ore 18 uscirà un altro video sugli aggiornamenti di calciomercato, sulla questione Samardzic. Noi ci vediamo dopo per il post partita di Inter e l'As Verona. Speriamo che il Verona riesca a bloccare un po' l'Inter, ma sarà dura. Comunque iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao a